2 ostaggi e 5 feriti in meno di una settimana fra gli agenti della casa circondariale di Padova. Per questo, ieri mattina, davanti a 2 palazzi, si è svolta una manifestazione dei sindacati ai quali l'assessore regionale Elena Donazzan ha portato la propria solidarietà. Ma le sue dichiarazioni hanno rubato la scena alla protesta, vista la bufera scatenata dall'esponente di Fratelli d'Italia. Ecco cosa ha detto. Non esiste una legge buona in assoluto, non esiste un decreto chiaro in assoluto e non esistono regole di ingaggio chiare in assoluto, quando abbiamo a che fare con la peggiore umanità, perché voi non avete a che fare con le signorine, qua dentro abbiamo la parte degenerata della società. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Oggi è giovedì 7 settembre 2023, io sono Jack Calcetto e la prima notizia del giorno riguarda le dichiarazioni dell'assessore regionale al lavoro, all'istruzione e alle pari opportunità Elena Donazzan, pronunciate davanti al carcere di Padova in occasione di una manifestazione della polizia penitenziaria. Donazzan ha detto, lo leggiamo di nuovo sulle pagine del Gazzettino di oggi: non esistono regole di ingaggio chiare in assoluto quando abbiamo a che fare con la peggiore umanità, perché voi non avete a che fare con le signorine, qua dentro abbiamo la parte degenerata della società. Quindi in carcere la peggiore umanità, secondo Elena Donazzan, assessore della giunta Zaia. Inevitabile la polemica politica, il PD contro l'esponente di Fratelli d'Italia che definisce spregevole, nelle sue parole, dire cose banali e sprezzanti è la sua specialità, ha tuonato Laura Puppato, ex senatrice del Partito Democratico. Per lei le carceri non devono, non sono e non possono essere luoghi di rieducazione volti a far riprendere una vita sbandata, ma luoghi senza uscita. A nulla vale che anche qui le percentuali di coloro che riescono a uscire dal carcere senza più rientrarvi qualora si investa su di loro con il lavoro o lo studio entro le mura siano ben oltre il 70%. Interpellata in serata dal Gazzettino, e questa forse è la notizia ancora più drammatica, Donazzan ha però tenuto il punto, leggiamo sul quotidiano locale. Gli agenti della polizia penitenziaria hanno a che fare con l'umanità più difficile e fragile, questo intendo con peggiore. In carcere non vanno le educande, ma le persone che hanno commesso i reati, spesso con violenza. Perciò ribadisco la mia vicinanza alle forze dell'ordine. Così ha detto Elena Donazzan. E ancora, non si può nascondere che si ha a che fare con un'umanità difficile. È un aggettivo fastidioso? Allora datemi l'elenco delle parole che posso usare, ma questa è una pulizia del pensiero che non mi piace. Insomma, rivendica il suo diritto a definire chi sta in carcere la peggiore umanità, perché questa è l'espressione utilizzata in origine dall'assessora nelle sue dichiarazioni davanti al carcere di Padova, parole che si sentono in un video che è stato registrato: la peggiore umanità, la parte degenerata della società, qui non avete a che fare con le signorine. Non solo il Partito Democratico contro Elena Donazzan, ma anche Carlo Cunegato, portavoce del Veneto che vogliamo, che scrive su Facebook: ci sono 2 visioni della vita e 2 concezioni della società inconciliabili. Per noi chi sta in carcere, statisticamente povero e proveniente da contesti difficili, ha pagato e deve avere un'altra occasione, un'altra possibilità. Per noi anche chi evade, truffa, compie reati finanziari dovrebbe pagare. Per loro, per la Donazzan e la destra, i poveri che stanno in carcere sono la peggiore umanità. Al di là delle condizioni di partenza, sono la parte degenerata della società. Al di là delle sfortune che hanno avuto, sono gli scarti, i voti a perdere, i rifiuti. Per i ricchi invece si invoca il garantismo, si approvano tutte le leggi ad personam di Berlusconi. Dietro la finzione di chi si dichiara popolare c'è il solito cinico, tragico classismo. Questo Carlo Cunegato, portavoce del Veneto che vogliamo. Ma noi proseguiamo nella nostra rassegna stampa di oggi
Apriamo i quotidiani del gruppo Gedi, i nodi della sanità veneta, RSA, impegnative quasi finite, lunghe liste per gli accessi e rette in carico agli anziani. Nelle ULSS veneziane sono terminati i soldi, i prossimi finanziamenti previsti nel 2024. Alcune strutture sono costrette a congelare i posti per la carenza di personale. Insomma, è la difficoltà delle case di riposo e dei servizi per gli anziani del Veneto. Prorogato a fine 2025 l'accordo che consente all'RSA di assumere infermieri stranieri, questo per far fronte almeno in parte alla mancanza gravissima ormai di personale in queste strutture. Ma il problema appunto riguarda anche i bilanci. Voltiamo pagina, sempre parlando di sanità, però sul Gazzettino di oggi i costi delle cure, mobilità sanitaria, Veneto sul podio dei flussi dal sud Italia, insieme a Lombardia ed Emilia Romagna la regione attrae pazienti, attivo di 176 milioni di euro, spiccano le aziende di Verona e Padova, la fuga parte da Campania, Calabria e Sicilia. Il saldo è positivo per i ricoveri, 115 milioni, la specialistica ambulatoriale 51 e le terme 6 milioni. Va anche ricordato che spesso le prestazioni erogate a favore dei pazienti da fuori regione, che vengono pagate naturalmente dalla regione di provenienza, vengono effettuate all'interno delle strutture private convenzionate, che in questo modo hanno la possibilità di accrescere ulteriormente i loro introiti con pazienti che appunto provengono da fuori regione e quindi sono ulteriori rispetto al budget previsto dalla sanità veneta. Proseguiamo con la rassegna stampa di oggi, torniamo sulla questione già vista ieri dell'autovelox di Cadoneghe, anzi gli autovelox tra virgolette non tarati, scrive il Gazzettino di oggi, 24.000 le multe a rischio annullamento. I rilevatori di Cadoneghe in provincia di Padova non sono stati sottoposti ai test di buon funzionamento, comandante e un altro vigile indagati, lo ricordiamo, ne abbiamo parlato ieri nella puntata di Sveglia Veneto. Ci sono due opzioni per arrivare alla cancellazione, scrive il Gazzettino, ma vediamo anche il Corriere del Veneto che apre proprio con questa notizia, la mette in primo piano, alcuni virgolettati: è una strada pericolosa ma che vogliono far cassa, questo il dibattito, i sabotaggi, i veleni e l'inchiesta nel paese spaccato dalle multe. Questo è il titolo dell'articolo di Andrea Priante sulle pagine del Corriere del Veneto di oggi. A Cadoneghe 2 impianti e 30.000 automobilisti stangati. Cadoneghe sotto indagine. A Cadoneghe, alle porte di Padova, 2 autovelox hanno comportato circa 30.000 multe. Ora la procura ha messo sotto inchiesta il comandante dei vigili, avrebbe omesso di collaudarli. Sono 180 le postazioni fisse di rilevazione elettronica della velocità, a queste ovviamente vanno aggiunte le postazioni mobili di polizia locale e polizia stradale lungo le arterie principali. Il dato, le 180 postazioni, naturalmente sono in tutta la regione. Il dato è riferito al Veneto, quindi in tutto il Veneto 180 autovelox. Cosa dice la legge? Mentre su via a grande scorrimento come le tangenziali cittadine non è necessario, per i velox su strade urbane, extraurbane e secondarie, cioè le provinciali, serve un decreto di autorizzazione del prefetto. Insomma, mentre 2 vigili, il comandante e un altro vigile, sono indagati a Cadoneghe, una residente nel comune padovano dice: si fanno le fiaccolate per le stragi sulle strade, ma se si prova a fermare gli incidenti scatta la rivolta. Anche questo naturalmente è un tema, ma leggiamo, per chiudere ancora questa notizia, il titolo del Corriere del Veneto: gli autovelox come bancomat, i comuni rispettino
le norme. In tutto il Veneto si moltiplicano le proteste sulle stragi di verbali, il richiamo dell'ANCI ai sindaci e la battaglia dei soldi, quindi insomma è l'Associazione Nazionale dei Comuni che chiede ai comuni stessi il rispetto delle norme. Nel frattempo si studiano sistemi tutor per il controllo della velocità media anche sulle strade urbane, come in autostrada per capirci. E poi c'è il caso di Mogliano, dove la polemica sui T-Red è durata anni, ma ora le sanzioni sono pochissime, insomma le persone si sono abituate e rispettano il semaforo evidentemente. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia flash. Sul Gazzettino ancora si parla della tassa d'ingresso a Venezia, turisti a Venezia, il ticket porterà a quota 50 milioni gli incassi per il comune. La sperimentazione dovrebbe partire dalla primavera 2024, sono anni che se ne parla, anni anche di provvedimenti da parte della giunta comunale che nei giorni scorsi ha approvato i primi criteri per l'applicazione di questo ticket. A sostenere le entrate resteranno la tassa di soggiorno e la ZTL per i bus, oltre naturalmente al nuovo ticket di ingresso. Sul contributo d'accesso solo l'ipotesi di 1,5 milioni di euro di introiti. L'obiettivo non è fare cassa, si difende il comune, ma le critiche di tantissimi veneziani, soprattutto quelli residenti nella città storica, rimangono. La paura è quella che la nuova tassa non servirà in alcun modo a limitare o quantomeno a gestire i flussi turistici. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.